12ª giornata di gare della Serie A2 Elite. Sul terreno di gioco le formazioni di Pordenone e Olimpia Regium. Primo fischio d'inizio che arriva proprio ora. Pordenone che attacca da destra verso sinistra con Marco Vascello fra i pali, prova ad accentrarsi, quindi temporeggia, riesce a far filtrare per Stendler la prima conclusione dell'incontro. Tanto manovra Pordenone con Gergele che riesce a chiudere il triangolo con l'Angela che scappa sulla destra, poi la conclusione impreciso qui Piccioni e il Pordenone avanti dopo 1 minuto e 24 secondi. Secondo gol consecutivo in casa di Michele Langella. Pordenone che manovra allora quindi con Stendler che si accentra e conclude, prontissimo in questo caso Piccioni sulla sinistra per Piccioni, pallina avanti, sbagliato qua il rilancio del numero 1 dell'Olimpia che poi si salva su questo tentativo di Koren. Ora vediamo questo sbaglio del numero 7 e ne approfitta subito Koren per infilare il raddoppio. 2 errori per l'Olimpia Regium, 2 gol del Pordenone. Siamo a 2,55, arriva il raddoppio ad opera di Koren. Piccioni, lancio lungo verso Fabrizio che riesce a indirizzare bene verso la porta, trova però anche un grandissimo riflesso di Marco Vascello. Quindi per Morson che prova a girarsi su Valtin, fa sportellate, poi riesce a mettere il pallone in mezzo dove c'è Della Bianca, quindi ancora l'Angella. Zanolin prova a ragionare ora serenamente, il pallone va via, Zanolin a Mereu, supera anche il numero 1 Piccioni e si sblocca il numero 2007, il classe 2007 del Pordenone. La serpentina di Enrico Zanolin. Parte tanto il Pordenone, D'Angella che supera Piccioni sulla corsa, sull'assist di Stendler. Centra Koren, parte il destro, incrocio dei pali pieno. Si ripete il duello con Gergele, poi il numero 9 va da Valtin, Alitia, la conclusione, il palo esterno. Ancora Minatel però ruba palla a Mazzarioli, avanza e conclude chiamando in causa Mazzarioli per una grandissima parata, ma poi c'è Morson che incrocia perfettamente sul secondo palo da un classe 2007 all'altro. Dopo Zanolin per il tris, il poker di Filippo Morson nel Pordenone. Fation Alitia, quindi Fabrizio contro Koren, riesce a liberare Fation Alitia, la conclusione poi è il 4-1 dell'Olimpia Regium. Ora intanto Zanolin solissimo colpisce il montante dell'esterno della rete e la palla in avanti di Tilly Stendler a sorprendere tutti e a infilare il 5-1. Non se l'aspettava nessuno su questa punizione, soprattutto non se l'aspettavano i giocatori dell'Olimpia Rovereto e si riparte col portiere in movimento come se nulla fosse per l'Olimpia Regium. Andiamo a Ruggero, la parata di Marco Vascello. Ora c'è da solo davanti a Vascello il numero 10 Valtin, Alitia che riesce a spiazzare tutti i giocatori del Pordenone e a infilare il 5-2 fra le fila avversarie. E ora Della Bianca si fa perdonare l'errore di poco fa. Corner di Stendler, zampata di Edoardo Della Bianca. 16,54. Ancora Pordenone, si va sul 6-2. Digno, infatti un'alitia al centro verso il numero 15 Ruggero che chiama Marco Vascello a una parata strepitosa che manovra nuovamente all'indietro verso Ruggero. Ancora Fabrizio, poi il numero 7 è Digno, calcio di rigore e trasforma il numero 7. 6-3 il parziale. Aietta, Ruggero, Fabrizio si gira e blocca Vascello, vediamo il suo rilancio in avanti e precisamente all'interno della porta dell'Olimpia Regium. Terza marcatura stagionale di Marco Vascello con un put perfetto sul rilancio. Quando siamo a 19,20 arriva la 7ª marcatura del Pordenone. Della Bianca all'indietro verso Vascello mentre cominciano gli applausi e scatta ora la sirena. Finisce 7-3, terza vittoria nelle ultime 4 gare per il Pordenone che continua a veleggiare nella parte alta della classifica e chiude il proprio 2025 al Palaflora nel migliore dei modi.